Strette di mano, abbracci, complimenti, i padovani non si fermano e dopo una notte a festeggiare continuano a stringersi attorno al nuovo sindaco. Per Massimo Bitonci, primo cittadino con 7.000 voti di scarto su Ivo Rossi, vice sindaco reggente di centrosinistra, la sveglia nel cuore della città. Colazione veloce al bar di Piazza delle Erbe con l'alleato Marco Marina al fianco, i bodyguard a proteggerlo dai cittadini. Poi tutto un susseguirsi di congratulazioni e interviste. Finalmente, Non ne poteva più. anni non ne potevo più, credetemi. Poco prima di mezzogiorno l'abbraccio con il governatore del Veneto Luca Zaia. Mai entrato prima nel municipio di Padova, confessa il presidente Zaia al neo sindaco, e da leghista a leghista ecco il primo dono ufficiale, la bandiera di San Marco. È tua, ufficiale. Anche perché manca là. A Palazzo Moroni il sindaco deve ancora entrare, lo farà dopo la proclamazione ufficiale. Intanto il presidente del Veneto manifesta la sua fierezza. Il sindaco realizza per me un sogno, espugna la roccaforte della sinistra, ma soprattutto è una grande occasione perché Padova in mano al sindaco Bitonci sarà l'occasione per dimostrare che cos'è la buona amministrazione. Stop al nuovo ospedale, i 150 milioni di euro della regione destinati alla ristrutturazione del vecchio, presenza del governatore Zaia alla prima giunta padovana. Chiare e precise le prime richieste del nuovo sindaco al presidente del Veneto, che promette la realizzazione di un asse Palazzo Moroni-Palazzo Balbi. Intanto nel quartier generale di Bitonci arrivano tutti gli alleati vincitori, da Maurizio Saia, i consiglieri di Forza Italia e i leghisti padovani. Ho fatto il sindaco 10 anni a Cittadella e vice sindaco 8, ma l'ho sempre fatto cercando di rispondere ai cittadini che mi hanno eletto, ma anche ai cittadini che non mi avevano votato, perché per me sono tutti uguali. Nessuna intenzione di trasferirsi a Padova. E non sono alla mezz'ora di strada che fa la differenza. Può darsi che un domani, magari una volta ripulita la città, quando la sentirò più sicura per i miei figli, magari li porterò a vivere qua. Sulla formazione della giunta il neosindaco precisa: niente bandiere, celerità, amministratori all'altezza. Carta bianca promettono gli alleati, ma alcuni nomi sono sicuri, come quello di Maurizio Saia, assessore alla sicurezza e probabilmente vice sindaco. A carta bianca soprattutto dagli alleati che lo hanno sostenuto in prima battuta e ovviamente in primis da Forza Italia. A carta bianca. Altri papabili: Roberto Marcato, Bossiano Doc, vicino a Bitonci, capolista della civica del sindaco, e forse la giovane Eleonora Mosco, 28 anni, che ha fatto il piano di preferenze per Forza Italia.